Benvenuti a Dietro le Quinte, conversazioni informali con i personaggi dello spettacolo. Oggi faremo 4 chiacchiere con Marco Predieri, in particolare per lo spettacolo Il costruttore di valigie, in scena proprio questa sera a Roma al Teatro di Porta Portese. Poi parleremo con Paolo Triestino per il Rompiballe, in scena a Milano al Teatro Franco Parenti dal 28 di dicembre. E ancora con Silvia Giulia Amendola, sempre al Franco Parenti di Milano, 29 e 30 dicembre con Sibyl. Per finire con una coreografa Doriana Nicolosi in scena con The Greatest Showman. La compagnia Mad Men è stata in scena presso il Teatro Kismet. Che dire, iniziamo subito con Marco Predieri. Ciao Marco, come va? Buonasera, bene, sì, diciamo che va Benissimo, bene. allora questa sera ci sarà questo spettacolo che è Il costruttore di valigie, insieme a te c'è Francesca Nunzi che cura anche la regia. Di che cosa si tratta? Allora, Il costruttore di valigie è uno spettacolo che è maturato, diciamo, nei mesi della chiusura delle nostre attività, quando si ipotizzava una ripartenza. Siccome da tempo avevo voglia di raccontare un po' il mio percorso, quello che mi ha portato a diventare quello che sono, quello che faccio, un attore, ma anche un autore, e parlo anche attraverso esperienze personali, aprendomi un pochino di più, no? Quindi raccontare anche me stesso oltre i personaggi che interpreto, ma anche attraverso i personaggi che interpreto. E così è nato questo viaggio all'interno del teatro e all'interno di come un ragazzo, un bambino, possa trasformarsi in un raccontastorie, perché è questo che facciamo noi artisti, no? Costruiamo delle storie che sono poi le valigie che lasciamo al pubblico il compito di riempire. E in questo mio racconto mi aiuteranno dei personaggi che mi sono stati molto vicini, come Cyrano de Bergerac, che è forse uno dei ruoli più belli che ho avuto modo di interpretare in questi anni di carriera, che ormai hanno superato i 20, perché anch'io, come dicevo prima, ho un'età, non sono più giovane, cioè, sono giovane, ma quella carriera ha il suo percorso. Oppure Romeo e Giulietta, Shakespeare, insomma è una cosa abbastanza curiosa. Ma la cosa che poi è arrivata oltre al testo è stata la regia di Francesca. Io le chiesi questo aiuto, anche perché io sono un po' ipocondriaco, quindi per iniziare dopo quel periodo lì mi serviva un monologo, insomma, di non avere troppe persone intorno e persone fidate. Francesca è una carissima amica, le chiesi di darmi una mano e ha inventato una regia bellissima, dove quello che io vi sto dicendo si anima, grazie proprio a lei che è anche in scena, la sua presenza, e si anima attraverso tutta una serie di personaggi che fanno capolino, che sono, lo possiamo dire, dei burattini, ma bellissimi, costruiti artigianalmente, dalle quinte, da dietro di me, da sopra un sipario, insomma, ovunque ogni tanto ci sono queste eruzioni che impreziosiscono questo spettacolo, dove si ride, ci si commuove, spero, perché poi il compito di far commuovere e ridere il pubblico sta a me, ma insomma c'è Insomma, ecco. sarà proprio un bellissimo spettacolo. Allora, mi dicono dalla regia un attimo che ti devi muovere di meno perché ogni tanto si sentono dei rumori del microfono, quindi muoviti di meno, così forse si sente un po'. Intanto salutiamo i nostri amici che si sono già collegati e ti chiedono subito, allora c'è Antonella, Asia, Beatrice, cosa ispira le sue opere, e ancora c'era anche la domanda sulla collaborazione artistica. Ci dice la nostra Chiara: nel tuo lavoro preferisci collaborare con qualcuno oppure essere indipendente? Allora, che cosa mi ispira come autore? La curiosità verso tutto ciò che mi circonda, che la nostra vita umana è una commedia naturale, noi la prendiamo e la raccontiamo, quindi io mi ispiro molto a quello che vedo e che vivo e appunto alle mie vicende personali, e cerco di trarne anche i lati a volte comici, grotteschi, poetici, e restituirli al pubblico. Quindi l'esigenza di comunicare la mia curiosità. Mi piace collaborare, sì, certo, le collaborazioni sono la cosa più stimolante in questo mestiere, battitori liberi fino a un certo punto, però ecco, collaborare con persone che mi assomigliano, con persone che possano arricchire la mia crescita e con le quali mi trovo bene a lavorare. Tendo a fidarmi sempre delle persone che incontro più di una volta e con le quali mi trovo a mio agio. Ma tra simili ci si chiappa nel lavoro, quindi è anche abbastanza semplice poi arrivare a mirare le collaborazioni giuste.
E parliamo ancora di passioni. Ci chiede anche una nostra amica, ma oltre alla recitazione hai un'altra passione? E soprattutto anche come tu trovi, da che cosa trai la tua creatività? Antonella, il lavoro dell'attore può diventare alienante? Alienante, dice ancora Antonella? Allora, che rispondiamo ai nostri amici? Alienante? No, non direi, anzi, è un lavoro che ti porta a incontrare molte persone, a incontrare molti ruoli, a vivere delle vite che anche non ti appartengono, quindi a sperimentare anche vite di altri e a far crescere la tua esperienza umana. Più che alienante, ti cala bene all'interno della vita. Quindi non direi alienante, no, no, certo, poi è chiaro che bisogna lasciare il nostro personaggio in teatro, perché se poi dopo ti porti via il personaggio dalla scena e te lo porti nella vita, beh, insomma, può diventare un problema. Però se tu hai la capacità di mantenere anche una terzietà rispetto al personaggio che interpreti, a viverlo, ma anche con quel minimo di distacco, no, non è alienante. Poi è una vita un po' randagia, ecco, magari questo sì, un po' difficoltosa per le relazioni anche personali, non è facilissimo avere una famiglia, insomma, ecco, questo magari un po' sì, però alienante no, anzi, tutt'altro, è un mestiere molto ricco. Passioni, la cucina, la posso invitare, questa ragazza? Certo. Cucino molto bene, un'altra cosa creativa è una, sì, tra le varie c'è questa, il Natale, ora sono a casa di un amico che è in tournée, per l'appunto un altro attore, e ho scelto di mettermi dietro un albero di Natale. Certo. Andiamo avanti ancora con le nostre domande. Ti chiedono: preferisci i ruoli classici oppure dei ruoli contemporanei? E ancora Viviana, crede che la creatività sia una dote che si possiede fin dalla nascita o un qualcosa che si acquisisce e si coltiva con il tempo? Ma i ruoli, in realtà, ecco, questa è una domanda curiosa, perché l'essere umano non cambia nella storia, no? Quindi il ruolo classico o contemporaneo, quello che conta è la nostra natura di esseri umani e quindi sono belli tutti i ruoli se li sai affrontare. Mm, Cerco di diversificare, di non fare sempre lo stesso ruolo. Una cosa che mi manca, e lì probabilmente pescherei nel classico, ma lo racconto anche nello spettacolo, è il ruolo di un cattivo. Ancora non mi hanno fatto fare un cattivo, appello ai registi, voglio fare un cattivo, magari Iago, e quindi sì, ecco, questa è, che sono anche ruoli più belli. Qual era? Ah, la creatività. La La creatività, creatività, sì. Come nasce la tua creatività? ma ecco, io penso che una scintilla ci sia dentro, perché io mi ricordo fin da qua, che poi tutte queste cose, se venite a teatro, io ve le racconto in scena, quindi chi è a Roma stasera al Porta Portese, ci sono ancora posti, a teatro, diciamolo, ci si va in sicurezza con le mascherine, quindi in maniera molto tranquilla, io lo racconto, è qualcosa che mi ha affascinato fin da bambino e fin da bambino io avevo l'esigenza di raccontare quello che vedevo, figuratevi che mia nonna, aveva una nonna abbastanza anziana, guardava la messa in televisione, io non capivo questo suo essere attirata dalla televisione e quindi mi mettevo io a fare la messa per lei in salotto. Pensavano avessi fatto il prete, in realtà la mia vocazione era tutt'altro, cioè io già mettevo in scena qualcosa che vedevo che attirava l'attenzione di mia nonna. Certo. E poi c'è ancora Francesca che ti chiedeva come è impegnato il periodo della pandemia. Ecco, con tanta paura da ipocondriaco, con tanta solitudine da professionista e con un profondo senso di perdita di un ruolo sociale. Credo che abbia caratterizzato molti di noi artisti dello spettacolo dal vivo. Ho fatto un po' di televisione dal salotto di casa, una cosa tristissima che spero di non fare molto più spesso, perché poi insomma è bello anche avere a che fare direttamente con le persone, con i colleghi. Ho fatto una sitcom che è sul web, Area 51, sperimentale, insieme a Francesca Nunzi, e ho aspettato e spero che questa cosa non debba ripetersi, che in qualche modo ci tuteliamo tutti. Lancio un appello, fatelo, fate il vaccino, la terza dose, la seconda, perché dobbiamo tornare a incontrarci, a vederci e continuare a farlo in presenza, ecco. Assolutamente. Parliamo adesso di drammaturgia. Ci chiedeva una nostra ascoltatrice ecco Sabrina, lei ha una grande carriera professionale secondo il mio punto di vista, ci dice come lavorare come drammaturgo, è fondamentale avere un'esperienza professionale come attore? Per fare il drammaturgo? Sì? Questo non lo so, perché ci sono dei drammaturghi che non sono attori che scrivono delle cose meravigliose, quindi non so se l'esperienza da attore poi serva per fare il drammaturgo. Sicuramente io che sono partito come attore
e che conosco i tempi di una rappresentazione teatrale, conosco i tempi di una battuta, eccetera, beh, sicuramente mi aiuta perché ho già l'esperienza dei maestri che hanno scritto dei testi straordinari. E poi abbiamo anche lì diversi esempi, no? Shakespeare era un attore, Edoardo era un attore, Pirandello no, era solo un autore, Goldoni no, era solo un autore. Non saprei rispondere a questa domanda, devo dire la verità. E passiamo ancora alla domanda di Chiara e anche di Pasquale. Chiara, quanto sono rilevanti i social e gli strumenti digitali nell'esperienza teatrale, secondo te? Nell'esperienza teatrale, andando in scena, no, niente, cioè, anzi, si va in scena ancora grazie a Dio a come si andava in scena nell'Ottocento. Certo, poi ci può essere la tecnologia per quanto riguarda le luci, le scenografie, ma i social non lo so. Per promuovere il proprio lavoro e se stessi, purtroppo, lo dico perché io sono molto vittoriano, io sarei vissuto bene nella bella epoca, nella Londra vittoriana, sono molto importanti i social. Io li uso malissimo, li so usare molto male e mi rimproverano sempre di questo, proprio perché sono antico, però ecco, diventa parte del lavoro, sì, bisogna farlo diventare parte del nostro lavoro oggi, soprattutto per arrivare ai più giovani, che è bene che tornino a teatro. E poi il nostro Pasquale invece ti chiede, cambierebbe qualcosa ad oggi della sua personalità artistica se potesse tornare indietro oppure no? No. Sono molto geloso della mia personalità artistica e nella vita, anche con tutti i suoi difetti. Io in scena dico che sono diventato un po' Cirano nella vita, e questo è vero, forse lo ero già prima. Un carattere di merda, lo ammetto, però d'altra parte mi rappresenta. E poi ancora Francesca, che ruolo hanno le relazioni personali nella tua vita? E ancora un'altra domanda, il consiglio che darebbe a qualcuno che vuole seguire le sue orme, quindi per diventare attore che cosa bisogna fare e poi quanto contano le relazioni personali? Ah, se Francesca è un invito, poi dopo passami il numero di telefono e vediamo come... Non ho ben capito la domanda. Le relazioni personali sono importantissime, lo sono per tutti. Sul lavoro lo sono professionalmente, nella vita è bene avere degli amici anche e soprattutto al di fuori di questo mestiere, dove ogni tanto rifugiarsi e non parlare sempre del nostro lavoro, perché tra attori invece si tende sempre a parlare poi di quello che facciamo. Ogni tanto mi piace ritrovare gli amici di sempre, andare a casa loro e sentirmi a casa in un'altra veste, in quella mia personale, ecco, quindi no, sono importantissime. Qual era l'altra domanda? Non la ricordo. Allora, l'altra domanda, se me la ripassate, intanto ne sono scorse altre, ecco il consiglio che darebbe a qualcuno che vuole seguire le sue orme. Non avere fretta, prendersi il suo tempo se è un giovane, non voler arrivare subito a dei ruoli primari, aiuta, ci sono delle cose che indubbiamente aiutano per lavorare, che possono essere anche i talent e i reality, ma studiare, essere curiosi, apprendere da tutti gli artisti. Ora vedo che c'è un grande attore collegato, quindi riprendere da tutti gli artisti che si può vedere, andare a teatro, vedere tanto e non avere fretta, riprendersi il gusto di fare una gavetta. Benissimo, allora ti ringraziamo per essere stato con noi questo pomeriggio, ricordiamo a tutti quanti il costruttore di valigie al Teatro Porta Portese a Roma questa sera, ma poi anche in tournée con altri spettacoli, brevemente Marco? Sì, allora intanto dico i prossimi due, tornerò a Firenze perché domenica, quindi dovrò partire alla svelta. Il pomeriggio sarò in scena all'Ice Village alla Fortezza d'Abbasso con un giovane bravissimo, a proposito di giovani, che è Giorgio Andolfatto, che è un ragazzo che ha fatto Voglio essere un mago su Rai 2, che porta uno spettacolo di illusionismo comico, e mi piace ogni tanto proprio seguire questi giovani talenti e dargli delle possibilità. E poi il 23 di dicembre, lì andremo anche in televisione, anche su delle reti dove va questo programma, quindi siamo anche compagni di palinsesto, con Regalo di Natale, che sarà l'edizione quest'anno in presenza, l'anno scorso è stata fatta tutta registrata, con Francesca Nunzi, Francesca Taverni, Antonio Lanza, Simone Marzola, il trio vocale delle signorine, insomma tanti artisti del musical, Donatella Lamprese, e sarà un regalo di Natale, un varietà per le feste che vogliamo farlo, lo faremo dal vivo, sempre all'Ice Village, alla Fortezza, e se il tempo non è buono sarà al chiuso, ma arriveremo nella casa di tutti gli italiani a fare i nostri auguri, ecco, grazie alla televisione in questo caso. Allora, grazie mille e buon Natale in spettacolo a te Marco. Vi consigliamo di seguire assolutamente Marco Predieri con tutti i suoi spettacoli. Grazie mille, alla prossima, ciao!
Ciao, ciao a tutti. Andate a teatro, a vedere chiunque a teatro. Forza, ciao. E noi proseguiamo con Paolo Triestino che ci parlerà del Rompiballe in programmazione al Franco Parenti dal 28 di dicembre. Ciao, ci sei? Ciao, ci sono, sì, Eccolo, ascoltavo con piacere, parliamo subito Marco, di questo dimmi. bellissimo spettacolo che partirà dal 28 dicembre. Come hai strutturato questo personaggio? Tu mi sa che fai anche la regia qui? Sì, in compartecipazione con Nicola Pistoia, in scena con me c'è Giancarlo Ratti, molto amato dal pubblico radiofonico perché è l'attore Ratti del Ruggito del Coniglio, è davvero un meraviglioso full. E poi ci sono Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Alessio Sardelli e Matteo Montalberto, un cast di splendidi attori e di splendidi compagni di lavoro. Siamo già circa alla 60ª replica, stasera siamo vicino Cagliari, a San Gavino Monreale. Fa stranamente freddo in Sardegna, uno si immagina, invece no, si fa freddino anziché no. E poi ci sospendiamo per Natale e riprenderemo il 28 proprio al Franco Parenti di Milano, che è un teatro molto prestigioso a cui io sono legatissimo perché nel lontano 1985 ebbi la fortuna di collaborare con loro, proprio con Franco Parenti, per ben 3 anni, quindi per me è un tornare a casa e ne sono davvero molto felice. Lo spettacolo è un vero gioiellino, ma al di là di come è fatto lo spettacolo, che quello è anche abbastanza, come sempre, no? Personale, il giudizio, nel mio caso è doppiamente interessato da attore e da regista, ma è proprio la scrittura di Francis Weber che è davvero magnifica, è straordinario. Cioè, Weber, per chi non lo sapesse, è l'inventore della maschera di François Pignon, che a molti così non dirà molto, ma dovete pensare alla Cena dei Cretini, all'Apparenza inganna, a mille altre sue commedie dove compare questa maschera di François Pignon, come se per noi fosse un Fantozzi, ecco. E lui lo ritroviamo in diverse avventure. In questa lui vuole suicidarsi perché la sua compagna lo ha lasciato per uno psichiatra. Va attraverso la Francia per entrare in un albergo di Marsiglia, la chiama, le dice: ti prego, vediamoci, se no mi butto di sotto. Nella stanza a fianco c'è uno invece ben determinato a far finire i giorni di qualcun altro, cioè un killer. E nella stanza comunicante addirittura il tentativo di suicidarsi di Pignon sconvolgerà tutti i piani. Detto questo, sono arrivato a pagina 3, forse, direi anche 4, non di più. E poi ce ne sono ancora altre 54 di travolgenti peripezie, e lì è davvero la sapienza di scrittura straordinaria di Weber, perché quando sembra che l'azione stagni, improvvisamente succede qualcosa, ed in questo devo dire che i francesi la sanno lunga, da Feydeau, dalla Biche in poi, loro hanno davvero una marcia in più, lo vediamo anche oggi, no? Al giorno d'oggi con le loro commedie cinematografiche straordinarie. Ci divertiamo Allora, tantissimo. ti interrompo subito per le domande dei nostri ascoltatori, se me le ripassate velocemente. Allora, c'era senz'altro una domanda sull'estero, ti chiedevano: hai mai lavorato all'estero? Una nostra ascoltatrice: hai mai fatto parte di compagnie teatrali estere? E ancora, l'altra domanda invece riguardava, se arriva, perché è un po' lentina. Allora, poi ti chiedevano anche, ecco, secondo lei entrare nel mondo del cinema oggi è ancora un privilegio per pochi o è per raccomandati? Antonella ci chiede. Allora, lavorato per l'estero sì, mi è capitato diverse volte, insomma, devo dire, anzi, questo mestiere ti dà la possibilità. Ho appena girato un film argentino che si chiama El Nido, con un attore che si chiama Luciano Cáceres, girato in spagnolo. Per me è stata una bellissima sfida, con la regia di Mattia Temponi. E poi mi è capitato di lavorare in Francia, in Spagna, in Inghilterra. Capita con questo mestiere. Certamente avere la padronanza delle lingue aiuta moltissimo. Io non è che ce l'abbia. Sono andato a finire anche in Giappone per uno spot pubblicitario. Pensate, volevano un italiano. Mi sono molto divertito anche a conoscere un mondo e una realtà per noi così distante. Per entrare nel mondo del cinema, non lo so, io ne ho girati quasi 50, tanti con Verdone, ho avuto la fortuna di lavorare con Monicelli, con Risi, con
L'abbiamo perso? L'abbiamo perso un attimino, vediamo se lo recuperiamo. Mi capita Sì. spesso di dover rifiutare e dire non posso venire, che so, 2 mesi in Serbia perché sono in tournée, mi è capitato recentemente. Io credo che no, anzi, io forse qualche raccomandato ci sarà, ma un po' come in tutti i campi, anzi io credo che oggi le nuove tecnologie aiutano moltissimo chi voglia intraprendere questo percorso. Davvero oggi ti puoi girare un film e se hai le idee giuste, anche con un telefonino da solo, e te lo puoi montare. Se hai un'idea importante ti può capitare di vincere anche a Venezia, come è successo a quei ragazzi che hanno fatto il film Sottoterra, no? Vi ricordate? Sì, allora passiamo subito ad altre domande. Pronto? Sì, ci siamo, c'è un po' di ritardo. Francesca Mesto ti chiede: com'è nata la coppia artistica Paolo Triestino e Nicola Pistoia? Ti chiede Francesca. E ancora Noemi, c'è un personaggio che non ha mai interpretato e invece vorresti interpretare in futuro? Allora, più che chiedere com'è nata la coppia artistica con Nicola, bisognerebbe dire com'è che si è sciolta, perché noi abbiamo lavorato Sì, insieme dal sì, 2000 sì. al 2020, poi diciamo ad inizio pandemia abbiamo deciso di separarci artisticamente perché ognuno aveva voglia di intraprendere strade diverse. Ma noi comunque siamo rimasti molto amici. Lui lo conosco, pensate, dal 75, 76, quindi parliamo di una vita fa. Andavamo insieme con lui a fare le telefonate dall'ufficio di suo papà, chiamavamo registi e dicevamo scusate, siamo 2 giovani attori e posso fare un provino con lei. Nacque così, poi ci siamo sempre coltivati negli anni fino a che è nata la possibilità. E poi scusa, qual era l'altra? E poi l'altra domanda, passatemela perché io c'ho Ippolita. Io per esempio c'è questa domanda: quali sono le principali difficoltà che si incontrano con il lavoro teatrale? Poi intanto il nostro tecnico ci passerà la domanda di prima. Allora, la domanda di prima era la domanda quale personaggio mi Ah piacerebbe sì, infatti, interpretare. sì, sì. Mi piacerebbe interpretare, a proposito delle parole di Marco prima, il vento, che il vento proprio si chiama così, è un personaggio di Shakespeare, del racconto d'inverno. Siccome il vento è un alimento che mi trapassa dentro, proprio mi scuote, mi sconquassa, chissà che interpretarlo in scena, c'è un personaggio, ripeto, che si chiama così, mi faccia da catarsi, ecco. E poi invece la successiva, perdonami. La successiva era ricordo. invece: qual è la difficoltà maggiore del mestiere dell'attore secondo te? Credo trovare la tenacia dentro di sé, ecco, la tenacia credo che sia la cosa più importante di tutti. Guarda, la perseveranza, non credo che nemmeno sia la qualità maggiore sia il talento. Io ho visto attori magnifici perdersi, ma tanti, in cui dicevo, oh, quello chissà che carriera farà. E invece poi è come a scuola, no? Quando c'è quello che è dotato di natura, poi magari c'è l'altro che si impegna e va più avanti nella vita. E così è in teatro, come diceva giustamente Marco prima, non stancarsi mai, essere curiosi, leggere, rileggere, andare a teatro, vedere, e poi ti devi piacere fondamentalmente, devi avere dentro un tale fuoco, una tale passione, perché altrimenti dopo pochi anni te la fanno smettere la passione. Poi ti chiedevano anche qual è il tuo film preferito e perché? In generale, non che ho Sì, interpretato sì, io. sì, sì, in Allora, generale. allora a qualcuno piace caldo. Ancora oggi non riesco a trovare una commedia così deliziosamente perfetta come quella. Mi piace sempre ricordare l'aneddoto che riguarda la battuta finale storica sulla barca con Jack Lemmon travestito da donna e lui che dice guardi, io non sono una donna, c'è un piccolo dettaglio, e il tipo che dice beh, nessuno è perfetto. Pensate che durante il lavoro in fase di sceneggiatura a loro non veniva in mente niente per una battuta finale. A un certo punto dissero, non so chi del gruppo di sceneggiatori, disse vabbè, mettiamoci questa, ma tanto la cambieremo perché questa non funziona. E ci misero nessuno è perfetto. Ed è una delle battute Che ha fatto la che storia sono del tutte del cinema, periodo di certo. Frank. Sì, 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 che ha fatto la storia Quella del cinema. è una commedia che adoro.
Beatrice ti chiede, quali sono le opere che riescono ad acuire la tua creatività? Ma in particolare, in particolare quelle che mi restituiscono delle emozioni personali. Cioè, io non riesco a fare teatro che non abbia anche poi un qualcosa dietro da raccontare agli spettatori. Quello che amo di più è la commedia che però riesce a regalare agli spettatori un pensiero da portarsi via. Ecco, questa è la cosa che più mi piace fare a teatro. Poi, come mestiere, insomma, è evidente che uno fa un po' tutto, ecco, no? Assolutamente. E allora, grazie mille di essere stato con noi questo pomeriggio. Rinnoviamo l'appuntamento per questo Rompiballe, che è un classico della comicità francese che dovete assolutamente vedere. Adesso è in tour e dal 28 sarà in scena al Franco Parenti di Milano. Fino a quando sarà in tour in tutta Italia questo spettacolo, più o meno? Sarà fino alla fine di gennaio. Ah beh, quindi gennaio amici, saremo a Roma, al Teatro Chione. sì? Basta, sto zitto. Ok, allora amici, potete senz'altro vederlo da Milano a Roma, fate una capatina a vedere questo Rompiballe diretto proprio da Paolo Triestino di Weber. Grazie mille per essere stato con noi e buon Natale in spettacolo anche a te, ciao! Grazie, grazie a tutti voi, ciao! Ciao! E noi proseguiamo col parlare sempre di teatro e lo facciamo con Silvia Giulia Amendola con lo spettacolo Sibyl in scena al Franco Parenti dal 29 e il 30 di dicembre. Sentiamo un po' di che si tratta. Ciao Silvia! Ciao a tutti, mi sentite bene? Sì, perfetto, ti sentiamo benissimo. Allora, questo è uno spettacolo che parla di doppia personalità, se non erro. Raccontaci un po' che cosa accade. Certo, parla in realtà del disturbo della personalità multipla. Questo è stato un caso che ha consentito all'Associazione Americana di dichiarare il disturbo della personalità multipla come tale. Una donna divisa tra 16 esistenze, quindi 16 personalità, che comincia a curarsi, andare in terapia dalla dottoressa Wilbur. È un romanzo di Flora Rita Schroeber, questo, dove viene raccontato tutto il periodo dell'analisi, quindi terapia, ipnosi, durante questi 10 anni nei quali Sibyl, che naturalmente è uno pseudonimo, Sibyl Dorset, viene curata e quindi tutte le personalità vengono integrate e lei riesce a tornare nella vita diventando un'artista, perché è una pittrice. Fra l'altro ci sono delle cose interessantissime in tutta la vicenda, ma colpiscono tantissimo all'interno di questo romanzo i dipinti disegnati da tutte le personalità diverse. Ci sono bambine di 2 anni, uomini, donne francesi eleganti, donne super credenti, quindi veramente delle personalità diversissime, e ognuna disegna con un suo stile e quindi hanno una personalità propria in tutto e per tutto, no? Dicono nel testo, noi siamo persone in tutto e per tutto qui dentro, quindi ognuna di loro ha la sua storia e la dottoressa va a curare ognuna di loro, quindi mette in terapia ognuna di loro ascoltando la storia di ognuna di loro, perché la personalità vigile Sibyl in realtà non ha idea di avere tutte queste personalità, per cui per lei c'è uno stacco temporale. Lei si ricorda che il 5 gennaio si sveglia il 7 gennaio e non si ricorda che cosa è successo. Per lei perde semplicemente la memoria, invece qualcun altro subentra e quindi io farò 10 personaggi. E come si fa in questo caso? In questo caso, come si fa a fare 10 personaggi diversi all'interno della stessa pièce, mantenendo l'autonomia per ogni personaggio? Allora, dunque, è stato un lavoro molto bello e come sempre, come accade con la mia associazione Piano Invirico, un lavoro di squadra. Quindi ricordo Federica Bognetti, che fa il ruolo della dottoressa, Francesca Ziggiotti, che è stata la mia assistente e sulla quale io ho montato e fatto il lavoro, e Livia Castiglioni, che ha scritto il testo, e poi ricordo anche la videomaker, Cristina Cripa, che ha fatto dei video meravigliosi. Dunque, cosa succede? Che si cerca di creare per ognuno, è lo stesso identico processo che si farebbe con un unico personaggio, in cui
ti approcci al fisico, alla voce, ai pensieri e procedi creando ogni personaggio come se fossero tutti personaggi diversi, diversissimi, e in più aiutate tantissimo dal testo di base di partenza, dove ci sono delle conversazioni proprio reali che ci sono state della dottoressa Consigli. Quindi, come sempre avviene anche negli altri testi, dal testo si prendono tutte le informazioni per creare quello che è il disegno del personaggio, e quindi ognuno ha la sua voce, ognuno ha il suo atteggiamento fisico, ognuno ha il suo modo di pensare e di stare nel mondo. Certo, allora c'erano i nostri amici con varie domande. Io mi ricordo, mentre me le passate di nuovo, mi ricordo in particolare quella di Beatrice che ti chiedeva: ma quanto tempo ci vuole per realizzare e preparare uno spettacolo? E io aggiungerei anche uno spettacolo del genere, che è abbastanza complesso. Qual è il tempo proprio di gestazione dello spettacolo? Allora, diciamo che noi abbiamo provato 1 mese e mezzo tra tavolino e prove, e siamo solo in 2, alle volte si prova 1 mese per uno spettacolo dove si è in 8, quindi più o meno i tempi da stabili adesso sono sul mese, poi dipende, c'è uno spettacolo che dura 4 ore, come adesso c'è Popolizio che sta provando, c'è un mio amico che dentro provano 50 giorni, ma dura 4 ore e mezza, uno spettacolo dura 1 ora e un quarto, quindi insomma diciamo che poi, come sempre succede, i russi lo provano per anni uno spettacolo. Sì, quindi... vero. Sì. Allora, poi invece ci sono anche le nostre amiche che ti chiede: Viviana, c'è un artista con cui ha sognato di collaborare un giorno, con cui vorrebbe collaborare? E poi ti chiedevano anche della difficoltà di questo mestiere in genere. Ah, vabbè, se vogliamo dire un artista è Meryl Streep, perché ma anche Isabelle Huppert, ma anche Kate Winslet, ma anche insomma. E dunque, quanto è difficile questo mestiere? Allora, lo è, probabilmente come molti altri, forse da dall'aspetto della precarietà più di altri, nel senso che non c'è mai non sai mai che cosa bene ti succederà e come cambierà, come tutti i liberi professionisti. Però io credo realmente, soprattutto in questo momento, e questa pandemia anche ce l'ha insegnato, che l'uomo non può stare senza la cultura in generale, ma anche senza il teatro, se si pensa che si raccontavano le storie dall'uomo primitivo nelle caverne. È necessario un cibo per l'anima, è necessario, è catartico, è necessario per riconoscersi, riconoscere gli altri, confrontarsi, e quindi quella spinta che fa riconoscere questo lavoro come necessario ti fa stare in tutte le difficoltà e superarle, ecco. E poi ci chiedevano anche un po' della pandemia. Ci diceva la nostra, adesso non mi ricordo il nome, come regista, Asia, in qualità di regista, come ha sfruttato il suo tempo libero durante la pandemia. Allora, io appunto ho un'associazione culturale, Piano in Bilico, che è stata fondata quasi 18 anni, maggiorenni fa, e quindi con Piano in Bilico proprio durante la pandemia abbiamo fatto sia a livello artistico che a livello siamo finalmente riusciti a partecipare ai bandi ministeriali, e quindi siamo stati accreditati dal Ministero della Cultura per l'alta qualità nelle nostre proposte, quindi abbiamo compilato un sacco di bandi. Quindi sì, vi siete dati da fare dal punto di vista amministrativo, organizzativo, direzione artistica. Certo. Ma non solo, abbiamo anche costruito lo spettacolo con cui sono in scena anche stasera a Roma, per chi fosse a Roma, Inverno, con la regia di Michele Di Mauro, che è un artista e umanamente straordinario, che adesso è in scena a Carignano con un altro spettacolo di Binasco, ma noi siamo qui a Roma al Teatro Arco. Quindi per chi non avesse da fare stasera e domani, siamo qua. E può fare una capatina lì. Che cosa succede in questo spettacolo? In 2 parole, che cosa succede? L'inverno è un incontro d'amore tra un uomo e una donna, un incontro d'amore che sembra impossibile, ma invece lo è. Benissimo, passiamo adesso, abbiamo parlato dei sogni, con chi ti piacerebbe comunque interpretare un'opera, e invece qual è l'autore che ti manca, cioè il personaggio che ti manca, che magari vorresti fare ma non hai fatto? Io direi... forse vorrei fare un tram che si chiama Desiderio. Sì. Blanche. Perché? Perché ti piace il personaggio di Blanche? Perché? In realtà
siamo sempre sulla tematica della follia, no? Dell'equilibrio tra la follia e la normalità. Io ho lavorato i miei primi 4 anni all'Arena del Sole, tantissimo con Nanni Garella, sia nelle produzioni ufficiali che con quelle di arte e salute, ed è tutto un tema, un argomento a cui sono molto molto legata e affascinata anche per motivi personali. Va bene, concludiamo con Ippolita che ci chiede qual è l'aspetto che più le piace del suo lavoro. Qual è la possibilità di entrare in uno scambio vivo e reale con gli altri. Va bene, grazie mille di essere... Sia i compagni di squadra che il pubblico. Che il pubblico, certo, che è una parte importante. Il pubblico, soprattutto in questo periodo, mi raccomando, andate a teatro perché i teatri sono luoghi sicuri. Allora, Silvia, grazie mille di essere stata con noi questo pomeriggio. Quindi Grazie. se siete a Roma fate un salto, vedete questo bellissimo spettacolo e poi dal 29 potete ammirarla in Sibile con questo disturbo della personalità, un personaggio molto ma molto complesso al Teatro Franco Parenti di Milano. Grazie mille e alla prossima. Ciao! Grazie a te, ciao, ciao. Ciao! E adesso parliamo di danza, proseguiamo con la coreografa. Lei è Doriana Nicolosi, ci parlerà di una versione molto particolare, originale, tratta da The Greatest Showman e la compagnia è la Mad Men Company. In scena sono stati al Teatro Kismet e poi faranno anche altre repliche. Sentiamo un po' di che si tratta. Ciao Doriana! Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera, allora Ciao. parliamo di questo musical. Innanzitutto è un adattamento, che cosa cambia dalla versione originale, la vostra versione? Raccontaci un po'. Cosa cambia? La nostra versione è molto simile all'originale, nel senso che comunque è stato preso spunto appunto dal film uscito nel 2017. E niente, durante la pandemia ho pensato, ripensato e ho deciso di mettere su appunto questa compagnia, la Mad Men Company. E, diciamo che non è proprio lontano da come è il film originale. Però magari parlaci magari di come hai trasportato, come hai fatto questa trasposizione magari dal film, anche se poi è un musical, al palcoscenico, e soprattutto che qualità deve avere il performer di musical secondo te? Sì, allora sicuramente deve avere un po' tutte le qualità, anche se per quanto mi riguarda noi eravamo partiti soltanto con i ballerini. Poi ho avuto la fortuna di conoscere il nostro appunto adesso protagonista, Nicola D'Alessandro, che è un cantante lirico, che diciamo col musical è un po' particolare, no? Perché è un po' difficile trovare il cantante lirico nel musical. Lui invece si è adattato molto, diciamo, facilmente e poi da lì appunto sono nate delle collaborazioni con altri cantanti, e per questo appunto abbiamo deciso poi di mettere su questo musical. E la cosa bella dei nostri, io dico dei nostri, ma dei nostri ragazzi, è che ognuno di loro ha una particolarità diversa, proprio come i personaggi del film. Certo, e quindi questo assolutamente è a favore dello spettacolo, perché bisogna essere assolutamente originali. C'è Noemi che ti chiede, nel musical è particolarmente difficile coordinare tutti i personaggi in scena, dice la nostra amica? Allora, dipende un po' da con chi hai a che fare. Ecco. Può essere difficile quanto può essere facilissimo e appunto l'importante, ho detto, ho il protagonista che è un cantante lirico che si è buttato diciamo anche nella danza, ho avuto ballerini che si sono impegnati nel canto e diciamo c'è stato anche molto aiuto tra di noi. E poi la nostra Viviana invece ti chiede come mai hai scelto questa opera, perché proprio The Greatest Showman? Allora, io sono andata a vederlo al cinema con mia figlia e diciamo lei mi ha dato lo spunto e poi purtroppo vabbè, dopo un po' di tempo ci hanno chiuso per la pandemia e diciamo che questo sogno cresceva sempre di più nella mia testa. Bello, bellissimo, secondo me è uno dei musical più belli che
purtroppo, e non so per quale motivo, è stato poco rappresentato. poco Sì, è vero, sì. sì. Io diciamo che ho avuto il coraggio, ecco, di metterlo su, anche perché è molto, molto scorrevole come storia. Le musiche sono fantastiche e coinvolgenti, è pieno di colori, è adatto agli adulti, ma soprattutto ai bambini, è ambientato comunque in un diciamo che a tema circo, no? Quindi è ambientato in un bel in una bella coreografia. Ancora, nostra Sabrina ti chiede: è stato molto stancante lavorare per il musical The Greatest Showman e si è divertita soprattutto provando ed eseguendo gli spettacoli? E poi c'era anche una domanda su ciò che deve fare un'eccellente coreografa, non ricordo chi l'ha fatta. Francesca, che percorso formativo consiglia a futuri coreografi? Sì, allora rispondo prima alla prima domanda. Sì, allora è stato molto lungo il periodo di preparazione, ci siamo divertiti tantissimo, ci sono stati momenti un po' più, diciamo, un po' più seri e duri, però ci siamo veramente divertiti tanto, abbiamo trovato lo spirito giusto per poter collaborare tutti insieme. Mentre per quanto riguarda un consiglio ricordami? Per interpretare il mestiere di coreografa, per fare coreografia oggi, essere una coreografa, che percorso bisogna fare? Allora, oltre a studiare, bisogna lavorarci, e l'esperienza che ti porta alla fine a far questo. Io ho iniziato con la danza a 5 anni, non mi sono mai fermata, ho conosciuto tanta gente. E quindi è proprio l'esperienza di palco, è proprio calcare le scene, quindi il consiglio che vi dà Doriana è proprio quello di fare esperienza. C'è anche una domanda sullo spettatore, c'era una domanda che ti chiedeva: ma secondo te lo spettatore, qual è il ruolo dello spettatore nella percezione dello spettacolo? Secondo lei c'è uno che viene, vede il vostro modo di aver realizzato questo musical, come ne viene fuori? Beh, questo dipende da come viene appunto realizzato il musical. Se diciamo è un lavoro fatto bene, lo spettatore ne esce alla fine soddisfatto e niente, penso che sia qualcosa. Beh, ma forse anche per l'argomento proprio del Greatest sicuramente ispira una voglia di vivere, soprattutto in questo periodo, sai, siamo appena usciti da un periodo molto difficile per lo spettacolo, quindi magari è proprio il tipo di spettacolo che può caricare. Francesca poi ti chiede: trova più faticoso... Il tema del music. Scusami. Stavo dicendo, Francesca, trova più faticoso gestire il contesto lavorativo e quindi della danza o quello familiare? Che cosa è più difficile? La vita di tutti i giorni oppure fare la coreografa? Allora, non so chi mi sta guardando, quindi non so se lo posso dire. No, allora, guarda, ho la fortuna, io ho 3 figli. Il terzo è ancora piccolino, però ho la fortuna di avere 2 figli un po' più grandicelli che diciamo fanno parte anche loro del musical, quindi diciamo che non è impegnativo né il lavoro e tanto meno la famiglia, bisogna soltanto organizzarsi e amare ciò che si fa. Ecco, solo quello. E questo senz'altro è il consiglio migliore che vi può dare Doriana. Allora amici, questo era lo spettacolo di Doriana Nicolosi, che cura anche le coreografie, tratto da The Greatest Showman. Mad Men si chiama la compagnia, è stato in scena al Teatro Kismet di Bari, ma ci saranno altre repliche. Che dire, Doriana, grazie mille di essere stata con noi questo pomeriggio. Grazie, alla prossima e in bocca al lupo. Ciao. Ciao, grazie. E anche per questo pomeriggio è tutto. Per le vostre segnalazioni www.dietrolequintetv.com e info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.